Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo ai comandi, bentornati a tutti, bentornato a me su Elite Dangerous Horizon Beyond o quello che sia. Allora, nel frattempo sto attendendo che il gioco si decida finalmente a partire, vedo un po' un rallentamento nella fase di login, beh speriamo bene, visti i passati trascorsi e le varie problematiche di accesso viste nel passato, soprattutto con la beta e poco dopo la release dei Beyond Chapter 4, quindi l'ultimo capitolo di Beyond. Oggi cosa andremo a vedere? Sempre se il gioco si decide a partire, allora ho deciso di suddividere la live di oggi in due argomenti, diciamo, principali. Allora, il primo dei due argomenti era... ero rimasto in una extraction zone. Ok, vabbè. Allora, il primo dei due argomenti riguarda ovviamente la costruzione di una nave anti-Targoid. Come siamo messi? Siamo messi, vi dico, maluccio e quindi adesso vedremo anche il perché. Il secondo degli argomenti invece di oggi riguarderà alcune domande, alcune diciamo note che ho avuto modo di prendere dai vostri commenti, come sempre davvero davvero utilissimi, quindi grazie a tutti, grazie per le domande che avete fatto e grazie anche per i suggerimenti che mi avete lasciato. E quindi nella seconda parte appunto andremo a dare un po' di più spazio alle vostre domande, quindi a quello che mi è pervenuto nei commenti appunto del canale. Allora, a questo punto, come vedete, siamo in una extraction zone perché mi ero messo in testa malamente di sbloccare lei Chung, come cavolo si pronuncia, e perché? Perché alla fine mi fa un update alla nave. E no, scusate, non è lei Chung, è Lori Jameson. Allora, un attimo che forse mi sono sbagliato io. Comunque andiamo a vederlo nella lista degli ingegneri. Allora, perché ne avevo sbloccato anche un altro nel frattempo, eccolo qua, Lei Cheng, come vedete, Shield Generators e Shield Boosters, già sbloccato 200 unit of gold, quindi lui sì mi serviva perché mi serve per gli Shield Generator di grado 5 che non posso ancora fare, perché mi servono gli Improvised Components. Questi Improvised Components non posso ancora ottenerli perché mi manca qualcosa. Il qualcosa che mi manca lo vediamo tra un attimo. L'altro ingegnere di cui parlavo era appunto Lori Jameson, come lo vedete qui, e dobbiamo diventare un rank di Dangerous or Higher per poterlo sbloccare. E questo cincio panzo cosa ci fa? Utilities e scanners, quindi non sto granché, ma una gran bella smazzolata per arrivare fino a Dangerous. Come vedete mi manca ben il 40% per poter arrivare a quel rank di combattimento. A questo punto ho detto vabbè, equipaggio la nave un po' di più da PvE, per carità non ho messo chissà cosa come moduli, però sono tutti moduli a grade. Allora un attimo che vado a bilanciare l'energia. Comunque cosa ho fatto? Alla fine andiamo sui moduli. Come vedete ho mantenuto il mio B-Wave Shield Generator e ho rimontato il Beam Laser. Ho tolto tutto l'Equip Guardian, tutto, quasi tutto. Shield Shell Bank ovviamente, Shield Boosters non ingegnerizzati, non ancora per il momento, e poi appunto un po' di multicannon, quindi 1, 2, 3 large multicannon e power distributor, frame shift drive e tutto il resto abbastanza standard. 2 burst laser di livello 1 giusto perché vabbè, e 2 beam laser anch'essi di grado 1, quello che ho trovato e poi l'ho montato un po' su, quindi insomma diciamo che questa roba qui è c'è un po' di robaccia perché è un po' di ciarpame e robaccia. Come vedete anche il priority è tutto settato un po' alla CDC o alla membro di cane, come qualcuno suol dire. Comunque mi sono detto vado qui, mi faccio un po' di ranking in combattimento. Bene, e mi sono documentato un attimo su quanto mi danno di qua e di là le navi, e praticamente in base alla
C'è Pizzani, il mio plan, Your Journey, via the Galaxy Map, qua cosa mi danno? Una missione a ben 27.000 crediti, ragazzi, da non crederci. Mamma mia, un guadagno assurdo, non vedo l'ora di cominciare quella missione, ma anche no. Assolutamente, non mi sporco le mani, per 27.000 crediti sono praticamente un'inezia. Faccio prima trasportare un ciccio panzo dal punto A al punto B e mi guadagno qualche milionata, quindi sono proprio missioni assolutamente inutili che trovano il tempo che trovano. Comunque, buonasera Capitano End, bentornato sul canale. Stasera parliamo un attimo di farming e cose del genere. Quindi, come dicevo in precedenza, allora adesso vediamo qui che hanno aggiornato un po' anche la resa grafica dei campi di asteroidi, campi di steroidi o quello che sia. Comunque troviamo un killback deadly, volevo cercare qualcuno di meno, vabbè, tanto è anche clean e quindi non ci interessa. Un bel Diamondback Explorer Dangerous, eccolo qui, quindi questo molto probabilmente è un pirata perché ci ha tirato appena una bella scansione. Malcolm Jane, sì, esattamente, è proprio lui. Quindi io vado a deployare tutti i miei armamentari. È un Dangerous Wanted, ok, quindi è leggermente di ranking superiore a noi. Volevo farvi vedere proprio questa cosa perché con armi non ingegnerizzate è praticamente ormai diventato molto fastidioso andare in battaglia. I multicannon sembra che non sortiscano più quasi nessun effetto, i laser invece riescono ancora a fare qualcosa agli scudi di nostri nemici, ma se non ingegnerizziamo la nave, scudi, questo, quello, quell'altro, praticamente in combattimento siamo delle pippe assurde, assolutamente inutili. Perché, come vedremo tra poco, anche questo Diamondback Explorer, che è una nave small, per quanto dangerous sia, guardate, andiamo a vedere quanto fastidio ci darà. Intanto guardate quanto tempo ci vuole a un huge beam laser per tirare giù il primo anello di scudi. Ok, sì, vi ricordo che siamo a circa il 60%, poco più del 60% del rank expert in combattimento. Questo è un dangerous bla bla bla. Adesso ci diamo giù un po' di multicannon. Vi ricordo che sto sparando con 3 large multicannon, ok, allora vedete, questo sta cercando di spararci, anche se abbiamo degli scudi B-Wave che quindi non sono iper resistenti, comunque stiamo ancora reggendo un attimo i colpi che ci tira questo. Però vedete già che il primo anello di scudi se ne sta andando via, a fronte del fatto che questo Ciccio Explorer ci sta macinando. Adesso andiamo a vedere un attimo, 3, 9. Ok, guardate quanti colpi ci servono per tirare giù questa nave small, perché alla fine, per quanto dangerous sia, è una nave small, ok? La dimensione di quella nave è grande praticamente quanto il mio abitacolo, ok? Forse anche meno, ok? E quella nave small avete visto quanti problemi ci ha dato. Ci ha tirato giù quasi un anello di scudi e ci abbiamo messo un bel po' di colpi per abbatterla. Che non sia che troviamo qualcuno di anche peggiore, di un po' più resistente, e questi sono i wing, non lo so, però vedo un Imperial Courier, vedo qua che si stanno smazzolando. Comunque, dicevo, una nave small expert, andiamo a vedere un attimo di qui quanto ci ha dato di experience, di esperienza, un bel niente, ok, ci avrà dato forse uno 0,25, uno 0,75%, perché credo sia un rapporto che viene fatto praticamente tra la dimensione della nave e il suo effettivo ranking, quindi almeno dico, è una mia supposizione, dovrò informarmi un attimino di più. Troviamo un Python Deadly, questo dovrebbe essere un pirata, è già stato ingaggiato dalle altre navi e quindi noi alla fine ci uniremo un attimo alla battaglia tra un pochettino. Guardate come ha ricaricato gli scudi nonostante che sia sotto il fuoco nemico di altre navi. Qui chi è che gli sta sparando? Gli sta sparando un Viper, gli sta sparando chi?
non grossa roba comunque. C'è anche un'anaconda che gli sta già sparando, quindi figuriamoci, guardate quanto resiste. Python è, una volta che lo ingegnerizzate, diventa un bel sasso da tirare giù, però dovete ingegnerizzarlo. Guardate come sta shieldando, quindi con quanto sta ricaricando gli scudi questo ciccio bauco, ciccio panzo, chiamiamolo come ci pare. Allora io adesso aspetto un attimino almeno che gli tirino giù un po' gli scudi, ribilanciamo. Ok, questo giusto per farlo diventare rosso, che così me lo vedo subito. Gli scudi glieli hanno tirati giù e adesso andiamo a scassargli lo scafo della nave. Ok, sì, ci sta sparando qualcosina, ma non importa. Allora, forse è ora di passare dai multicannon a qualcosa di un po' più goloso. Non lo so. Di certo mi sono fatto 2 o 3 conti per vedere quanto poteva essere difficile fare quel 40% di... quanto poteva essere difficile fare, dicevo, quell'ultimo 40% che mi separa dallo sblocco dell'ingegnere, e alla fine ho deciso di lasciar perdere. Perché finché non faccio una nave da PvE, quindi ingegnerizzata da PvE, quell'ingegnere, fare quell'ultimo 40% sarà un po' fastidioso usando solo i moduli stock. Quindi eccolo lì. Va bene, allora l'hanno fatto saltare per aria, il mio apporto è stato assolutamente inutile, non ho fatto praticamente nulla se non dare proprio qualche colpetto di cannonate, e quindi eccolo qua. Allora questo mi porta alla prima considerazione che riguarda lo sblocco dell'ingegnere che parlavamo, che è appunto Laurie Jameson. Bisognerà affrontarlo con molta calma. Perché rankare il combat rank quando arrivate ad expert comincia a diventare davvero difficile, come anche arrivare a elite a livello di explorer. E questo per dire cosa? Per dire che sono un po' bloccato con le ingegnerizzazioni. Perché? Perché è successo anche un altro fatto abbastanza fastidioso nel frattempo, che è stata proprio l'uscita ufficiale capitolo 4 di Beyond. Questo capitolo 4 cosa ha fatto? Ha fatto una cosa un po' particolare, cioè ha messo gli stati multipli per le varie fazioni. Come vedete qui li suddivide in economy e security, e vi dirà quanto sono felici, quanto sono vicini al civil war, civil unrest, quell'altro. Quindi ci sono queste 2 barre suddivise in altre 4 mini barrette, e più alte sono quelle rosse peggio è, più alte sono quelle blu meglio è. Quindi sono felici piuttosto che non in economia di status salutare, bla bla bla, e per di più hanno reputazione neutrale, scusate, la reputazione è quella che abbiamo noi con la fazione, quindi questo rimane invariato. C'è sempre l'influenza del sistema, ma c'è anche i current states. Come vedete qui possono essere di più di uno, certo, perché questa fazione può essere in war con una parte, in altro status da un'altra parte. Di certo vedere queste icone piazzate lì senza nessuna descrizione o possibilità di capire che stato ha questa fazione, sinceramente non mi piace. Non mi piace. Perché? Perché io a questo punto dovrò tornare online e cercare di capire che cacchio vogliono dire queste icone, perché all'interno del gioco sarà difficile cercare di capirlo, dovrete doccare e forse da lì magari qualcosa di informazione viene fuori. Non potendo muovere il mouse sopra l'icona, potendo solo utilizzare i controlli dell'OTAS o della tastiera mouse o del pad che utilizzate, non riusciremo a capire niente, fino a che non facciamo esperienza con questa tipologia di icone, dove vedo delle spadine, posso immaginare che sia in uno status di guerra o qualcosa del genere, dove vedo un pugno, penso che magari sia in uno status di pippe, pugnette, non lo so, magari saranno lì tranquilli tutti al peep show, nei lap dance, e quindi magari sono in status lap dance, non lo so. Comunque, qui invece vediamo un chiaro scuro, ve lo dico subito, è status non, quindi boh. E tutta questa serie di nuove icone, grazie Frontier, non ci hai detto niente, ce lo dovremo imparare da soli. Grazie, anche qui torniamo al solito annoso e problematico problema.
scusatemi la ripetizione, di Elite Dangerous Horizon Beyond, bla bla bla, quello che è sempre stato e sempre sarà. Vabbè, nel frattempo ce ne torniamo al Navigator Dock. Beh dai, bel nome per questo dock. C'è il Vardin Van der Meer, no dai, Navigator Dock mi ispira di più, tanto vabbè siamo sempre qui, chi se ne frega, motori a tutta potenza e andiamocene via, andiamo di qua ed eccolo là. Riusciremo? Secondo voi? Basta attivare l'FSD. Ah, manovra un po' strana. Perché? Ecco. Come vedete, grazie FSD mi ha fatto droppare perché ero troppo vicino agli anelli e non ho potuto eseguire il lancio da qui, quindi usciamocene a casaccio proprio, ignorando completamente la destinazione, andiamocene via da questi anelli e dirigiamoci verso il Navigator Dock. Perché mentre ci dirigiamo verso il Navigator Dock, devo dire che questa cosa degli stati multipli uscita con la nuova espansione di Elite ha creato un gran bel problema, un gran bel disagio all'interno di tutta la galassia. Cosa vuol dire? Torniamo a Nobis, torniamo sullo state e andiamo ad accendere tutti gli stati di tutti i vari sistemi. Allora, adesso dopo una settimana cominciamo a vedere finalmente qualche cambiamento, ma vi dico, fino alla settimana scorsa, l'abbiamo visto anche nel live precedente, era tutto in grigio. Perché? Perché Frontier ha avuto la brillante idea di resettare tutta la bolla, quindi tutti i sistemi della bolla sono stati resettati, tutti erano diventati in known e il background simulator dietro a mancinare dati per cercare di capire in che status portare i sistemi, unitamente all'operato dei giocatori, però ovviamente perché anche l'operato dei giocatori può spingere un sistema in uno specifico stato, e quello che però a me ha dato fastidio è appunto questo. Come vedete non trovo, almeno non trovavo all'epoca e tuttora vedo che sto facendo un po' fatica, trovare i sistemi in status di Civil Unrest. Se io andassi a spegnere tutti gli altri status, ok, magari mettere un bottone spegni tutti, accendi tutti, ok, se io vado a spegnere tutti gli altri status, come vedete, almeno qui in zona, nella zona dove sono io in questo momento, c'è davvero il deserto. Non avendo la possibilità di trovare sistemi in status di Civil Unrest, non posso andare a trovare i materiali che cerco. Quindi, come me, tutti i giocatori che stanno farmando materiali per le ingegnerizzazioni della nave hanno preso una sassata nei denti epocale. Perché? Perché se non ho i sistemi in un determinato status non posso andare a trovare i materiali nel sistema con quello status. E quindi cosa succede? Succede che ci prendiamo martellate nei maroni? Non lo so. Allora ho detto, va bene, lascio perdere questa cosa, attenderò un po' che tutti gli status dei vari sistemi della galassia si riassestino, magari provo anche a fare un po' il contrabbandiere all'interno di un sistema per spingerlo in Civil Unrest, perché tutte le operazioni illegali spingono i sistemi in Civil Unrest. Ho trasportato più di 400 tonnellate di narcotici, fatto altre cose e non è cambiato niente. Ovviamente magari non era sufficiente, avrei dovuto fare di più, ok? Ma non è che posso perdere 2 settimane a fare contrabbando per sperare che quel sistema vada in Civil Unrest, a fronte del fatto che è in uno state known e ha un problema già di sicurezza, perché ne avevo cercato uno con delle fazioni con un po' di problemi di sicurezza, e invece niente. Al che cosa mi sono detto? Va bene, vado a controllare il resto dei materiali che mi servono. Bene, rifacendo un po' i conti con le ingegnerizzazioni è venuto fuori che mi serviranno circa 80 unità di tungsteno, di compound shielding, di core dynamic composites e una circa cinquantina di compact composite, una trentina di mechanical equipment e 20 unità di molybdenium, più un sacco di altre cose unitamente ai cracked industrial firmware e bla bla bla. Perché? Perché devo ingegnerizzare una pletora di moduli abnorme.
E bene, a un certo punto ci si rimbocca le maniche e si parte. Che cosa ho fatto? Sono partito dal tungsteno. Bene, credevo di impazzire, perché ho detto, vabbè, qualche oretta, magari una o 2 ore, mi faccio su tutte le unità di tungsteno. No, lasciate perdere e cominciate il recupero materiali pian pianino. E da dove? Guardando in internet, tra un po' lo vedremo anche. Perché? Allora, andiamo sui type element, ok. Nel frattempo guardate la quantità di materiali. Ho riempito la barra di ferro, ok, e di altri materiali. Quindi solo per cercare il tungsteno io ho fatto 300 unità di ferro, 199 di manganese, 64 di mercurio, 99 di molibdenium, 300 di nickel, 70 di niobium, 160 di phosphorus perché ho saltato il dock. Chiacchiera, devo mettere un freno alla nave. E dai, arrotati. Dai nave, arrotati, dai. Mamma mia, l'anaconda è sempre un sasso. Ok, perfetto, allora metto giù i motori, droppo, tanto visto che... Eh, sono in un dock, non sono in una conflict zone, Ma ne manco per il cazzo sono in una conflict zone. Se c'è ancora qualche baghettino. Comunque, tornando a noi, 69 addirittura di niobium, 160 di phosphorus, polonium, non ho trovato pianeti col polonium, 33 di ruthenium, 54 di selenium, altri 300 di sulfur, un po' di tecnezio, 106 di tellurium ed ecco qua i 103 di tungsteno. Allora, io adesso mi domando se questo è un materiale di difficoltà 3, non è un materiale di difficoltà 5 o 4. Ragazzi, sono diventato scemo per trovare il tungsteno. Ok, guardate qua, 200 di vanadium, addirittura 247 di zinco e 51 di itterium, ok? Che è un 5, che è un molto raro. Cosa dire, cosa dire? Alla fine torniamo sempre punto e a capo che secondo me ci sono un po' delle incongruenze. Facendo qualche considerazione relativa a tutto il nuovo sistema che Frontier ha così tanto pubblicizzato relativo al nuovo sistema di mining del gioco, bisogna dire che di Planetary Mining io non ho visto cambiare assolutamente nulla. Poi, come sempre, se voi avete qualche esperienza differente a livello di Planetary Mining, potete darmi anche magari qualche consiglio sia a me che agli altri giocatori, datelo, perché io ho fatto le scansioni col Surface Scanner, ho cercato delle zone dove potesse essere più alta la probabilità di questo o quell'altro materiale e alla fine mi sono ritrovato a fare sempre le solite operazioni che facevo anche prima, senza nessuna differenza, e a cercare questi affioramenti randomici sulle superfici planetarie, pregando tutte le divinità conosciute dal genere umano affinché, una volta distrutti quegli affioramenti, mi venisse consegnato un po' di tungsteno. Cioè, non è che stiamo parlando di un materiale rarissimo, impossibile, un po' di tungsteno. Frontier lo sa che il tungsteno è molto utile perché ci si potenziano gli scafi, ci si potenzia lo scafo della nave, ci si potenziano gli hull reinforcement package, e quindi cosa hanno sinceramente intelligentemente detto? Mettiamolo di grado 3, ma attenzione, non troverete un pianeta, ok, con la percentuale, con la probabilità di trovare tungsteno superiore al 2.4-2.5%, almeno io non ne ho trovati e ho guardato parecchio in giro utilizzando vari siti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, mentre parcheggio un attimo sto trabicolo di nave, eccolo qui, andiamo a vedere che cosa, andiamo a vedere proprio quello che dicevo. Quindi spostiamo.
gioco non vi darà nessun mezzo, metodo, modalità per recuperare questi materiali, ok, più velocemente, in quanto ve ne servono davvero molti di più che non per una normale nave medium o addirittura small. Quindi questa cosa non va bene. Cari signori di Frontier, io penso che sia giunta l'ora che vi diate una bella svegliata, perché i giocatori che dopo tanto tempo che giocano troversi trovare a dover rifare sempre le stesse identiche cose in quantità devastanti per l'equipaggiamento delle navi large, ok, penso che molti giocatori si annoino a fare questa cosa. Io sono uno di loro. Per carità, me la metterò via, mi tirerò sulle maniche, andrò alla ricerca di tutti i materiali che servono, però le operazioni non sono divertenti, sono ripetitive, almeno io le trovo ripetitive, le trovo noiose, le trovo assolutamente folli in una galassia nel 3300 non poter comprare un po' di tungsteno, andare su uno spazioporto e dirgli voglio comprare del tungsteno. No, non lo posso fare perché è un micromateriale che viene associato alla nave. Tra l'altro stavo riflettendo anche sul fatto che queste unità che vediamo qui non rappresentano nulla. Cos'è, una tonnellata? Un grammo? Un litro? Un chilo? Uno. E possiamo tenerne fino a 350 per il grado 1 di difficoltà e solo 300 per i rarità 1 e 150 per i rarità 5. Quindi non si sa, saranno 150 sgnagnafuz unità di misura intergalattica che magari abbiamo un Tesseract montato nella nave che crea un universo parallelo all'interno del quale andiamo a piazzare tutte queste cose, anche perché quando ci spostiamo da nave a nave o da nave a SRV ce li portiamo dietro. Quindi io penso che abbiamo, non so, un motore ad anomalia, un buco nero nello zaino della nostra tuta e ce li mettiamo tutti là dentro questi materiali. Quindi vabbè, funziona, alla fine funziona così. Scusatemi un attimo questa digressione, ma la trovo una cosa assolutamente folle in un gioco che vuole darsi un tono e dare un bel feedback di siamo reali, siamo in simulazione, facciamo le cose fatte bene. Questa cosa sinceramente la trovo un po' assurda. Comunque vabbè, può essere comodo non dover stare lì a spostare a destra e a manca le cose, per carità, ok, è comodo, ci risparmia un sacco di rogne da dover spostare materiali a destra e a sinistra, per carità, però non lo so, visto che d'altra parte ci rompono i maroni con i limpet, con il cargo della nave, con questo, con quello, con quell'altro, non capisco perché tutti questi micromateriali sono fatti così. E la risposta più sensata che posso darmi a questa domanda sono motivi di gameplay. Semplicemente la gente si lamentava giustamente perché una volta potevamo tenere solo un 500 materiali, micromateriali di qualsiasi tipo, avevamo il limite del K500 per tutti, e ovviamente hanno dovuto fare qualcosa. È bello, ci sta, perché era follia prima, follia dover fare tutti quei materiali e non poterli stipare da qualche parte. Comunque hanno scelto questa strada e vabbè. Chiudiamo subito questa piccola parentesi, quindi tornando a noi andiamo a vedere quanto difficile e quanto fastidioso sia equipaggiare e ingegnerizzare una nave large. Vi serviranno veramente tonnellate di tempo e tanto tempo online per cercare di capire dove recuperare le cose. Per esempio, altra cosa, ho dovuto fare un bel giro di ritorno a Dev's Hope per recuperarmi tutti i compound shielding che mi servivano. Come vedete ne ho recuperati ben 103 e sono anche riuscito a fare su ben 56 chemical manipulators, visto che ero là. Li ho tirati su anche quelli. Conductive Ceramics, Component, Polymer. Come vedete qui, dopo il mio giretto ad Dev's Hope, sono riuscito a tirare su un bel po' di cose. Lasciamo perdere le cose Guardian che avevo recuperate in passato. Come vedete qua, Heat Conduction Wiring, Dispersion Plate, Exchangers, eccetera, eccetera. Heat Resistant Ceramics invece ne ho molto pochi. Stranamente, però solo rarità 2, però ne ho molto pochi, non ne ho trovati molti in giro. Comunque ecco qua, questo è quello che sono riuscito a tirare su nel frattempo e niente, sono completamente bloccato a questo punto nell'ingegnerizzazione della nave. Ok, in parte
per quello che dicevamo prima, in parte per la difficoltà proprio uno nel mining, che mi ha portato via un po' di tempo, se sapete che non ne ho tantissimo da dedicare ad Elite, e in altra parte per questo che vedete, Civil Unrest non c'è. Niente, è il deserto, è il vuoto, non c'è un sistema che sia uni Civil Unrest. Toon, eccolo qua. Oh, mamma mia, finalmente ce n'è uno. Finalmente ne è spawnato uno a 137 light years. Guardate quanti jump devo fare con quell'anaconda, perché è purtroppo un jump range davvero pagliaccissimo. E mi sa che tornerò a prendermi l'Asp Explorer per andare a fare questa cosa. Comunque vabbè, queste considerazioni a parte, a questo punto andremo a trovare anche i sistemi boom della federazione per fare tutto l'altro. Adesso pian pianino, come dicevo, la galassia si sta resettando e dobbiamo avere pazienza che questa cosa succeda, quindi dovrò avere pazienza che i vari sistemi tornino nei vari stati che sto cercando, anche perché dopo dovrò fare 5 shield booster potenziati, 2 heat sink, quindi tutte le ingegnerizzazioni, quelle un po' più grosse, le ho ancora lì. Volevo cercare di riuscire a finire almeno gli scudi, ok, e non ce l'ho fatta perché proprio per gli improvised components mi sono bloccato lì. Quindi recupero una cosa da una parte, recupero una cosa dall'altra e poi a un certo punto è il disastro, perché questo non lo puoi fare, quello non lo puoi fare, quello non lo puoi fare. Quindi adesso bisognerà avere pazienza che la galassia si resetti fino a darci finalmente la possibilità di poter, appunto, come vedevamo prima, ritrovare questi sistemi in Civil Unrest o quello che sia, perché senza che un sistema abbia delle fazioni in quello status, certi materiali sarà praticamente, non dico impossibile, ma quasi trovarli. Quindi bisogna proprio avere la fortuna di capitare lì. Però la fortuna capita una volta, due, devo farne 80. Ok, ogni volta ne recupero uno, fate 80 diviso 3, vedete quanti ve ne servono. Quante emission dovete scansionare per trovarli. Se trovate anche un materiale ogni 5 high grade emission o quello che sia, cioè è la follia, e non è che sto facendo cose divertenti, sto solo svolazzando e droppando su queste zone, e quindi lì è così. Bene, questo va a concludere, come dicevamo prima, la prima parte di questo video. Abbiamo visto quanto rognoso sia andare su di grade, di compact, rank, nel momento in cui siamo expert, quanto fastidioso sia recuperare tutti questi materiali, per non parlare degli encoded data. Ovviamente abbiamo sempre i material trader. Sì, è vero, quindi nel caso ci dovesse mancare qualcosa, come per esempio stavo cercando i Cracked bla bla bla, eccolo qua, Cracked Industrial Firmware, sono andato a recuperarmeli da un material trader. Li ho convertiti a partire da un altro, da cos'erano, oddio non me lo ricordo più, mi pare fossero qualche firmware patch, eccolo qua, security firmware patch se non mi ricordo male, e quindi questo è stato fatto. A questo punto comincerò anche a controllare i trader per i materiali raw e per i manufactured, perché è davvero la follia. Comunque, tornando a Nobis, andando a vedere un po' le vostre domande, vi avviso che sto un attimo prendendo nota dei dubbi che mi state scrivendo nei commenti del canale, e se questa cosa della nave Targoid dovesse arenarsi per colpa delle ingegnerizzazioni, del non trovare i materiali o del tempo necessario per trovare tutti i materiali che servono, unitamente alla noia nel fare questa operazione qui, e nel frattempo, mentre che comunque procederò ai lavori, finché non ho finito io non sono contento, magari faremo qualche live dedicata alle vostre, appunto, domande che riguardano tipicamente come equipaggiare le navi, che tipo di nave utilizzare, come funzionano alcune cose dei moduli, come funzionano alcune ingegnerizzazioni, cosa vuol dire quel numeretto e quella sigla
alfabetica a fianco al numero e altri piccoli dettagli relativi al gioco. Quindi faremo magari un po' un recap, un riepilogo delle vostre domande più frequenti e niente, dopo da lì andremo avanti. Bene, 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 bene. Come potete sentire, ragazzi, vi chiedo scusa, ho la gola che è un campo di battaglia questa sera, purtroppo il freddo si fa sentire in questi giorni e quindi è meglio che vado un attimo a chiudere questa diretta, anche perché altro di interessante non ho nulla da farvi vedere, sinceramente, proprio, se non magari guardare me che cerco di recuperarmi l'ASP e andare a guardare, a fare scansioni di USS, ok? Ma non penso che sia una cosa divertente. Nel frattempo sto attrezzando il canale Discord, quindi a breve ci sarà anche quello, mi manca da caricare il logo, riconfigurare 2 o 3 cose e prima nel più breve tempo possibile vi darò anche il link per accedere al canale Discord. Il regolamento, come dicevo, è già stato predisposto e preparato, per il resto diciamo che ci siamo. Sto cercando anche nel frattempo di trovare un gioco da sostituire a PUBG per le live sporadiche che non siano Elite Dangerous. Stavo cercando un gioco che potesse avere anche un minimo di continuità, in modo da poter vedere qualche avventura all'interno del gioco, un po' di costruzione del personaggio e altre cose. Appena dovessi riuscire a trovare qualcosa di interessante da vedere, che quindi abbia un po' di appeal a livello cinematografico del gioco, e appena riuscirò a trovare qualcosa del genere magari poi ci faremo qualche live sopra. Stavo guardando Dying Light su Steam o su GOG, adesso non mi ricordo, comunque stavo ponderando per qualcosa di quel tipo là, quindi abbandonare un po' le parti spaziali e di astronavi per dedicarci agli zombie e simili. Ogni tanto dai ci si divertiamo anche con quelli. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio tutti, grazie per aver seguito questa live su Elite Dangerous Horizon Beyond. Mi dispiace non aver avuto altre cose interessanti da farvi vedere, purtroppo il problema ve l'ho già annunciato. Grazie Frontier per questo super update che hai rilasciato, che cambierà veramente drasticamente il gioco. Io spero in meglio. Ho delle riserve enormi su il capitolo 4 di Elite Dangerous Beyond. Poi magari nei commenti mi direte anche voi cosa ne pensate di questa espansione, se la state giocando in questi giorni. Ok, nel frattempo, mentre mi guardo intorno all'interno dell'abitacolo della mia nave, ok, eccoci qua, come da un po' ci salutiamo, eccolo qui, smanetto un po' le manette dei comandi della nave, brum brum brum, eccolo qui. Detto questo, ragazzi, grazie a tutti e altro da dire non ne abbiamo. Virus101 vi saluta, vi ringrazia, vi chiede anche ovviamente un po' di supporto con qualche gioco, se avete idee o suggerimenti su provare qualche gioco, scrivetemelo pure nei commenti che vado a darci un occhio e vedo se è potabile, se è papabile, se è giocabile anche per le live stream in cui volevo fare qualcosa un po' più avventuroso. Bene, grazie a tutti ragazzi, l'ho già detto 70.000 volte, quindi è ora di chiudere. Alla prossima e Virus101 Transmission out.